Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Fortissimo terremoto nella notte nel Mar Tirreno, trema tutto il sud Italia per la scossa di magnitudo 6.2 con epicentro a largo di Amantea in Calabria, avvertita nettamente in Sicilia. Catania non ce l'ha fatta, Alessandra Bruno presa a martellate in testa dal marito nella loro abitazione a Mister Bianco, la donna è morta ieri all'ospedale Garibaldi, l'uomo arrestato adesso deve rispondere di femminicidio. Universitaria di Palermo muore a Lisbona, dove stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus. I coinquilini la trovano priva di vita, disposta all'autopsia che potrà chiarire i motivi del decesso. Migrante preso a bastonate, allarme nelle campagne di Marsala per altre presunte aggressioni nella stessa zona. Un bravo ragazzo stava andando a lavorare, racconta il suo titolare. La festa della Repubblica, si celebrano gli 80 anni della scelta storica degli italiani, le iniziative istituzionali ma anche il grande afflusso turistico con un rilancio nell'isola. A Palazzolo nel siracusano i cinghiali arrivano fin dentro il centro abitato, il sindaco chiede lo stato di emergenza. Calcio, lettera di Pelligra ai tifosi rossazzurri delusi dai playoff, ma continueremo a investire nel Catania per migliorare. Bentrovati e in apertura ci occupiamo della forte scossa di terremoto che è stata registrata poco dopo la mezzanotte, che è stata avvertita in tutto il sud Italia, questo per una magnitudo importante, 6.2 Richter, epicentro nel Mar Tirreno. La situazione è in costante monitoraggio, al momento non si segnalano danni, comunque sentiamo il servizio, è di Tonino De Mana. È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e parte del Lazio, la scossa di magnitudo 6.2 della scala Richter registrata poco dopo la mezzanotte a largo della costa calabrese di Amantea, località in provincia di Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. In Sicilia la scossa è stata avvertita in particolare nella fascia tirrenica da Messina a Palermo, ma anche a Catania e province, nel Nisseno, nel Siracusano e nel Ragusano. In alcune località della Calabria, la regione più vicina all'epicentro del terremoto, molti cittadini sono scesi in strada per paura di altre scosse. Centinaia le chiamate a protezione civile e vigili del fuoco. Nella notte il capo della protezione civile regionale Cocina ha partecipato ad una riunione con il capo della protezione civile nazionale siciliano. La situazione è in costante monitoraggio. Al momento non sono stati segnalati danni. Tragedia in Portogallo, ne parliamo tra poco nel nostro telegiornale, appunto quello della giovane studentessa palermitana. Intanto ci occupiamo della morte di Alessandra. Alessandra è la mamma di 4 figli, una donna che ha lottato per la vita alcuni giorni, ma comunque in condizioni disperate all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. Era stata colpita nella notte tra venerdì e sabato dal marito, presumibilmente con un martello. Adesso per lui il capo di imputazione è cambiato, è femminicidio. Sentiamo. È morta dopo 48 ore di agonia Alessandra Bruno, la 49enne, trasportata in condizioni disperate dopo la brutale aggressione subita in casa dal marito a Mister Bianco, probabilmente a colpi di un martello. La donna si trovava in terapia intensiva all'ospedale Garibaldi Centro, dove era stata sottoposta ad un delicato intervento neurochirurgico. La vicenda risale alla notte tra venerdì e sabato scorsi, quando Alessandra Bruno sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa al culmine di una violenta lite avvenuta nell'abitazione di famiglia nel quartiere Belsito. A dare l'allarme era stata la figlia maggiore. All'arrivo dei carabinieri la donna era stata trovata riversa a terra, mentre in casa erano presenti 4 figli della coppia che non avrebbero però assistito alla tragedia. Si aggrava così la posizione giudiziaria del marito, che ora deve rispondere di femminicidio. Il sindaco di Mister Bianco, Marco Corsaro, in una nota su Facebook esprime profondo cordoglio per la violenta morte di una concittadina, sottolineando lo shock e il dolore dell'intera comunità. Condanna con forza la brutalità dell'accaduto e manifesta vicinanza ai familiari. In segno di lutto e rispetto, disposto l'annullamento delle cerimonie previste per la festa della Repubblica.
E adesso veniamo alla tragedia in Portogallo, dove una giovane studentessa palermitana, Sofia Barilla, 22 anni, la vedete, è stata trovata morta nell'alloggio in cui viveva durante il periodo di Erasmus. La ragazza avrebbe accusato un malore mentre parlava al telefono con la zia Fiorella. Ad un tratto la donna non l'ha più sentito la voce della nipote. A ritrovarla senza vita sono stati i suoi coinquilini. Non si conoscono i motivi del decesso, per accertarli sarà eseguita l'autopsia. Si sospetta comunque che sia morta per cause naturali. Un giallo comunque, quello della morte della bella Sofia, sportiva, giocava a pallavolo, piena di vita, su cui è stata aperta l'indagine. Dopo il liceo classico Garibaldi di Palermo, Sofia si era trasferita a Milano per inseguire il suo sogno, studiare design. Era entrata al Politecnico e stava completando il periodo di scambio universitario. Nel tempo libero posava come modella. I familiari assistiti dalla Farnesina hanno raggiunto il Portogallo. Ex compagni del liceo classico Garibaldi, docenti e amici, la ricordano come una ragazza brillante, appassionata di sport e moda e molto impegnata negli studi. Allarme nelle campagne di Marsala dopo il pestaggio di un giovane lavoratore migrante e per altre presunte aggressioni nella stessa zona. Sentiamo. Prima il pestaggio del giovane migrante bengalese finito in ospedale mentre raggiungeva il lavoro in bicicletta, poi il sospetto che non si sia trattato di un episodio isolato. Nelle campagne di Marsala emergono infatti segnalazioni di altre aggressioni ai danni di lavoratori stranieri. Profondamente amareggiato, Michelangelo Lombardo, titolare dell'azienda agricola presso cui il giovane è impiegato. 4 vagabondi bastardi gentaglia che per un misero euro sono disposti a togliere la vita a un ragazzo inerme perché stava andando a lavorare innocentemente con la sua bici nelle nostre zone lì di Sant'Opere delle Perriere e accidentalmente si è visto arrivare una bastonata in faccia. A far crescere la preoccupazione sono le testimonianze raccolte nelle ore successive. Albert Cobongo, di origine congalese, laureato in legge all'Università di Palermo e residente a Marsala, invoca fatti concreti perché la solidarietà non basta e parla di diversi migranti aggrediti nella stessa giornata in zone differenti del versante sud di Marsala, oltre ad una rissa nel centro storico. Alcuni avrebbero avuto bisogno di cure mediche e starebbero valutando di presentare denuncia. Un allarme rilanciato anche da CGIL, CISL e UIL e dalle categorie del settore agricolo che parlano di almeno 5 raid nelle contrade Santo Padre delle Perriere, Strasatti, Terrenove e di Gerbato. Un quadro che, sottolineano, non può essere derubricato a semplice microcriminalità. Mentre proseguono le indagini dei carabinieri, sindacati e associazioni chiedono più controlli sul territorio e l'individuazione dei responsabili. Chiuse le indagini sull'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne assassinato ad ottobre davanti al pub che gestiva in pieno centro a Palermo. Sentiamo Maglio Viola. Assassinato davanti al pub che gestiva per aver tentato di fermare una rissa che si stava consumando proprio di fronte al locale a pochi passi dal Teatro Massimo. La Procura di Palermo ha chiuso le indagini sull'omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso con un colpo di pistola nello scorso mese di ottobre da Gaetano Maranzano, 28 anni, reo confesso del delitto. L'arma usata per l'omicidio è quella consegnata proprio da Maranzano ai carabinieri. La Procura però non crede alle spiegazioni fornite dal giovane. Il reo confesso ha raccontato di aver perso la testa quando ha visto Taormina che lo guardava male e dopo averlo riconosciuto come l'autore di alcuni apprezzamenti sui social nei confronti della sua ex moglie. Una storia che secondo gli investigatori non trova riscontro dall'analisi dei telefoni e dei social. I due non si sarebbero mai incrociati prima del delitto né direttamente né indirettamente. Per questo nella formulazione dell'accusa i PM hanno aggiunto l'aggravante dei futili motivi. Per gli investigatori la storia era soltanto un tentativo maldestro di costituirsi un movente, una sorta di giustificazione e al tempo stesso una attenuante. L'omicidio di Paolo Taormina è il delitto che ha fatto scattare le zone rosse in centro a Palermo, fu la goccia che fece traboccare il vaso della violenza nelle aree della Movida. Ora Maranzano rischia una condanna fino all'ergastolo. E oggi, 2 giugno, sono gli 80 anni della Repubblica. A Palermo, in piazza Vittorio Veneto, la celebrazione dell'80° anniversario con una deposizione di una corona d'alloro
alle 10:30 al Teatro Politeama la consegna delle distinzioni onorifiche dell'Ordine al Merito della Repubblica. A Catania l'avvio delle celebrazioni questa mattina nella corte di Palazzo degli Elefanti con la deposizione della corona. Alle 11 la cerimonia in Piazza Università con passaggio in rassegna, alzabandiera, inno d'Italia, lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, intervento del prefetto e la partecipazione dei ragazzi sindaci. In occasione della festa della Repubblica la Sicilia apre tra l'altro gratuitamente le porte dei propri musei regionali e dei parchi archeologici, una iniziativa certamente importante che verrà apprezzata, a quanto dicono i numeri, da tanti turisti. Il ponte del 2 giugno segna infatti una forte ripresa in Sicilia, numeri che fanno ben sperare per l'estate. Veronica Barbarino. Dopo un anno complesso per imprese e territori della zona costiera colpiti dal ciclone Henry, il ponte del 2 giugno in Sicilia registra oltre 1 milione di turisti. Un impatto economico stimato, secondo Confcommercio, fino a 600 milioni di euro tra alloggi, ristorazione, commercio e servizi. A trainare il turismo è la varietà dell'offerta dell'isola. Il mare, le città d'arte, i borghi e un patrimonio enogastronomico sempre più apprezzato da visitatori italiani e stranieri. Veniamo a mangiare bene e ci divertiamo molto. Ma il turismo è anche di prossimità. Nel Ragusano sono molti i catanesi e i siracusani che scelgono la costa iblea per una fuga dalla routine. Mare, sole, bella gente. Abbiamo fatto una piccola pausa lavorativa. La vacanza l'ho organizzata io perché ci venivo qualche anno fa a Marina di Ragusa, quindi diciamo ha accettato di seguirmi. Siamo trovati molto bene, c'è un bellissimo mare, si mangia bene e quindi è un'ottima scelta per noi. E chi non è in ferie approfitta comunque dei momenti liberi. Tra poco devo lavorare anche, però con quel tempo che ce l'ho faccio un po' di sport, perché ci sta, bella giornata come questa. Sicilia è bella. Un nuovo social housing alle porte di Ortigia, tra la stazione centrale e il terminal bus, nel cuore della città. Quello che era un edificio abbandonato diventa simbolo di rigenerazione e inclusione. Alloggi per soggetti fragili, ma anche per il dopo di noi, e alcuni spazi saranno dedicati ai servizi per la città e per i turisti. Francesco Aloi. Dal degrado alla rigenerazione, quello che per anni e anni è stato un edificio incompleto e abbandonato, oggi diventa simbolo di inclusione. Eccolo il nuovo complesso di social housing, a 2 passi dalla stazione centrale di Siracusa. Ottimo lavoro dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa. Ricordo che il governo regionale ha finanziato con ben 2 linee di finanziamento, una con un decreto del 2023, l'altro con decreto del 2025, un'opera che ha un costo complessivo di circa 11 milioni di euro. Un polo socio-educativo che mette al centro chi è in difficoltà. 38 gli alloggi destinati ai soggetti fragili, ma si è pensato anche alle persone con disabilità, con questa sezione destinata al dopo di noi. Speriamo di darlo in gestione ad un soggetto del terzo settore che abbia le competenze e la capacità di gestirlo a beneficio delle persone che ne hanno bisogno. Questo palazzo si trova a 2 passi da Ortigia, di fronte al terminal bus, e da qui ogni giorno passano migliaia di turisti. Per questo una parte della struttura è dedicata a tutti i siracusani, ma anche a chi è in città per una vacanza. Il primo approccio che avranno i turisti sarà l'infopoint che metterà in piedi il Libero Consorzio di Siracusa, ma l'area della biblioteca, che è destinata al comune di Siracusa, prevede anche una zona di coworking, che è un altro chicca che abbiamo voluto mettere in piedi. Parola d'ordine quindi è inclusione. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, operazione congiunta di carabinieri e polizia tra Paternò e Adrano nel catanese contro le corse clandestine di cavalli, identificate decine di persone, controllati molti veicoli. Ad Adrano gli agenti hanno bloccato 2 cavalli pronti per una gara illegale. I controlli veterinari hanno accertato irregolarità nei documenti e nelle vaccinazioni degli animali. I cavalli sono stati sequestrati, i proprietari multati fino a 6.500 euro ciascuno.
ciascuno. Cambiamo argomento. Ad Aci Castello, nel Catanese, la giornata conclusiva della campagna Oggi smetto dell'ASP di Catania, dedicata alla prevenzione delle dipendenze e ai corretti stili di vita. Sentiamo. Quanto più precocemente una dipendenza viene presa in carico, migliori saranno i risultati naturalmente. Un ascolto professionale, un approccio amichevole, un sorriso di comprensione e incoraggiamento per agevolare un primo contatto che si può rivelare salvifico, perché quando si parla di dipendenze patologiche, per imboccare la strada giusta occorre sempre un primo passo da parte del paziente. Sia per quanto riguarda la dipendenza da sostanze stupefacenti, quindi in questo periodo ahimè abbiamo il crack, ma abbiamo anche le droghe sintetiche e poi anche per quanto riguarda le dipendenze comportamentali, disturbi della nutrizione e alimentazione oppure disturbi dal gioco d'azzardo patologico, lo shopping compulsivo. L'ASP di Catania i possibili pazienti li incontra per strada, nelle piazze, nei luoghi di aggregazione e spesso un banale scambio di informazioni si può trasformare in una presa in carico. I nostri programmi sono gratuiti e svolti in anonimato. Ad Aci Castello, tappa conclusiva della campagna Oggi smetto, promossa per sensibilizzare i cittadini sui rischi delle dipendenze patologiche e sull'importanza dei corretti stili di vita, con particolare focus al tabagismo. Sul fumo di sigaretta si può effettivamente intervenire precocemente e i risultati fra l'altro sono degli ottimi risultati. 225 persone hanno avviato un contatto con i servizi e gli accessi dei tabagisti ai SERD sono aumentati del 51% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E poi passeremo alle zone proprio metropolitane, ai quartieri difficili di Catania. Andiamo a Palazzolo, nel Siracusano, dove scorazzano i cinghiali. Pensate che arrivano fin dentro il centro abitato. Il sindaco chiede lo stato di emergenza. Francesco Aloi. Siccità, alluvioni, abbiamo avuto uragani, abbiamo avuto guerra, aumento del prezzo del carburante e i prezzi sotto prezzo, sotto costo in tutti, ora abbiamo anche i cinghiali. Da queste immagini amatoriali emerge il quadro della situazione nella zona montana del Siracusano. I cinghiali sono sempre di più e soprattutto chi lavora nei campi non ce la fa più. Molti stanno cercando di vendere i terreni perché i costi già sono molto alti e ricavo zero, più anche i cinghiali che distruggono tutte le produzioni. Qui siamo a Palazzolo Acreide e i cinghiali arrivano anche nel centro abitato. Ormai i cinghiali sono all'ordine del giorno, di mattina, di notte, li incontri per strada, oggi l'hanno visto al bar dello sport a Palazzolo, dentro paese, ormai sono da tutte le parti. Più il tempo passa, più i cinghiali proliferano e la fotografia è la stessa anche in altre zone della Sicilia. La regione aveva posizionato delle trappole, ma questo sistema pare non abbia raccolto gli effetti sperati. Il sindaco di Palazzolo adesso chiede lo stato di emergenza. I cinghiali non solo danneggiano le campagne, ma col rischio di contaminazione, perché i cinghiali attraverso le loro feci possono trasmettere delle malattie, tra le quali la tubercolosi. Questo è un momento di campagna del fieno. Gli agricoltori stanno mettendo il fieno e rischiano di imballare assieme al fieno gli escrementi dei cinghiali. Lutto nel mondo del giornalismo siciliano. È morto ieri all'età di 65 anni Alberto Cicero, in pensione da quasi 2 anni. È stato per 12 anni segretario regionale di Assostampa e storica firma del quotidiano La Sicilia. Per anni prima capo servizio e poi caporedattore della cronaca del quotidiano. Da anni lottava con un male incurabile. I funerali si svolgeranno domani 3 giugno alle 10:30 nella chiesa madre di San Giovanni La Punta. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione. Adesso ci fermiamo e poi il calcio. Siamo al calcio, erano attese da qualche giorno, ma ed ecco arrivate insomma le parole di Pelligra, presidente del Catania, attraverso una nota, fa l'esame della stagione appena conclusa e dei suoi intendimenti per il futuro, accurata difesa della figura di Vincenzo Grella. Sentiamo Marco Carli.
L'amarezza ancora viva per il finale di stagione, ma il presidente Rosario Pelligra rilancia e conferma ancora una volta fiducia a Vincenzo Grella, garantendo nuovi investimenti. Dopo l'eliminazione dai playoff contro l'Ascoli, il patrono è rimasto in Sicilia e ha voluto, con una lettera firmata e indirizzata ai tifosi del Catania, ribadire il proprio impegno nella causa rossa-azzurra. Giorni di riflessione per Pelligra, che adesso scrive come, avendo allestito un organico in grado di vincere, affidato ad un tecnico esperto e avendo predisposto ogni aspetto organizzativo e gestionale nel senso più favorevole alle esigenze del gruppo, messo sempre nelle condizioni di esprimere al meglio le sue potenzialità, la società si aspettava di poter regalare finalmente alla città di Catania la Serie B. Parole di Pelligra, che dice come bisogna accettare il verdetto del campo, riconoscere i meriti degli avversari e ragionare adesso su quello che sarà. Il Catania può contare su un'ottima base, ha scritto Pelligra, considerando il secondo posto in campionato e la semifinale playoff, ma c'è da correggere, aggiungere, modificare. Continueremo ad investire per crescere ad ogni livello, sportivo, strutturale, manageriale, ha scritto. Continuerò a spendermi personalmente con la stessa energia e mi ritengo fortunato avendo al mio fianco Vincenzo Grella. La mia esperienza nel calcio, ha scritto, è iniziata con lui, è incentrata nelle sue idee e proseguirà con lui, che al Catania sta dando tutto. Archiviamo insieme la delusione, si poi rivolta ai tifosi, troviamo nell'amore per il Catania un nuovo slancio e una nuova fiducia da offrire a chi rimarrà e a chi verrà. Sappiamo di dover far meglio e stiamo già lavorando in vista della prossima stagione. Insomma, una conferma implicita, se mai ce ne fosse bisogno, di Vincenzo Grella, salito anche lui sul banco degli imputati della mancata promozione. Il Catania ripartirà da lui e da Rosario Pelligra. Il servizio che avete appena sentito non era di Marco Carli, ma del collega Francesco Triolo. E adesso il Palermo, inizio giugno e prime riflessioni di mercato per i rosanero. Il Citigroup continuerà ad investire. In questi giorni si stanno delineando le prime trattative di mercato. Sentiamo. Come nel poker, si può rilanciare anche quando le carte non girano proprio. È il caso del Citigroup, che nonostante la delusione della mancata promozione in Serie A continuerà ad investire e in maniera forte sul Palermo. I programmi si stanno già definendo e non è un caso che in questi giorni la dirigenza palermitana si sia trasferita a Manchester per fare il punto. Il Citigroup ha assicurato investimenti uguali e, se servono, anche superiori a quelli della passata stagione. A Manchester si stanno mettendo a punto le strategie per il mercato. Il primo nodo riguarda però tutti i calciatori che torneranno a Palermo per fine prestito. Da De Planche a Lund, poi Brunori, Diachité, Nicolao, Buttaro, tutti giocatori che nella passata stagione non rientravano più nel progetto tecnico del club e dell'allenatore. La domanda sorge spontanea: che ne sarà di loro? A differenza degli altri, però, due protagonisti dell'ultima stagione non faranno ritorno in Sicilia. Si tratta di Di Francesco e Bardi, entrambi riscattati automaticamente dai rispettivi club grazie agli obiettivi raggiunti. Saluteranno sicuramente Gomis e Beresischi, entrambi in scadenza di contratto e destinati a intraprendere percorsi differenti lontano dalla Sicilia. Non verranno riscattati neppure Veroli e Giovane. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ci vediamo alle 14 per la nuova edizione del nostro telegiornale. Vi lascio con la rassegna stampa curata da Marco Carli. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.